Gianluca, sul 5-1, partita che sembrava chiusa, poi dal tuo punto di vista cosa è successo alla squadra? Ma intanto devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché veramente oggi avevo gli uomini contati, visto qualche infortunio, poi non ci dimentichiamo che giocavamo contro il Palermo, quindi il Palermo ha un roster molto più numeroso di noi, quindi alla fine stavamo veramente rischiando anche di perdere la partita, però un pochettino la fortuna, poi ai rigori si sa è una lotteria e abbiamo vinto noi, però la prossima settimana dobbiamo cominciare a lavorare su queste cose perché sul 5-1 non si possono avere questi cali di tensione a 3 minuti dalla fine e rischiare di perdere veramente la partita, perché è un peccato soprattutto visto gli uomini contati che avevo, il sacrificio di tanti ragazzi che hanno fatto 35 minuti, chi ha fatto 40 minuti effettivi, adesso dobbiamo veramente cominciare veramente a girare più gli uomini. Una partita incredibile qui al Pala dalla Chiesa Setti Carraro. Partiamo da mister Labita, cosa hai pensato in quei 2 minuti dal 5-1 al 5 pari? La stessa domanda vale per te poi. Pura follia nostra perché eravamo arrivati sia di fiato che di testa perché eravamo molto stanchi e ho pensato onestamente di perderla all'ultimo. Mister Cappello, tu invece hai pensato i 28 minuti precedenti? Ci ho provato perché ho detto col 4 contro 3 non facciamo gol, 4 contro 4 non facciamo gol, proviamo a far mettere il 5 contro 4 e ci è andata bene. Ci ho creduto fino alla fine e poi dico la partita, però loro hanno fatto una bellissima partita sia in fase difensiva che in fase offensiva, quindi innanzitutto devo fare i complimenti al termine perché veramente è stata una partita bella e spero che fuori si sono divertiti i pochi presenti. Una partita al Caldiopalma perché dico fino alla fine potevano vincerla loro col partito di movimento nostro perché hanno sfiorato la rete sul 5-5, potevamo vincerla noi, comunque è stata una partita bella e lì si inizia bene, iniziamo col botto. Ecco, inizio col botto, che per il Real me ne vuol dire adesso la GEAR, che partita ti aspetti? È una partita con una squadra di categoria superiore, quindi di conseguenza dobbiamo pensare di lavorare bene questa settimana per poter affrontare questa squadra. Tra parentesi c'è un altro ex sia nostro che loro, che è Montelli in questa squadra, quindi avrà anche lui il dente avvelenato questa partita. La prepareremo, vediamo un po' come in questa settimana come ci dobbiamo mettere, recupereremo qualche persona che oggi era infortunata e vediamo.